Allora, stiamo parlando purtroppo di situazioni molto gravi che riguardano, compromettono la vita delle persone naturalmente, perché stiamo parlando di agricoltura, attività umane, lavoro e non solo, e poi la natura, l'ambiente, grande siccità. Stava parlando il direttore dell'Ambi Veneto, Andrea Crestani, delle cave dismesse. Una questione abbastanza delicata e controversa peraltro. Ci spieghiamo a chi non è addetto ai lavori di che cosa stiamo parlando, poi darò la parola anche al direttore Antonini. Allora, intanto dividiamo il problema cave, almeno per l'utilizzo che stiamo proponendo, stiamo ricercando, tra le cave, i cosiddetti laghi di cava, cioè le cave allagate, perché lì abbiamo toccato la falda e quindi è acqua sotterranea che non si può usare. Parliamo delle cave asciutte, cioè quelle cave che sono probabilmente sono nelle condizioni di poter essere impermeabilizzate e contenere e ce ne sono abbastanza? Ce ne sono, soprattutto ce ne sono in punti strategici, perché non tutte le cave hanno la possibilità di essere utilizzate perché magari sono lontani dagli impianti di irrigazione o dalle necessità e dalle strutture del consorzio di bonifica, perché non posso costruire un invaso per poi fare una condotta di 10 km per portarmi l'acqua. Ecco. Quindi abbiamo individuato alcuni siti che vanno però analizzati. Qual è il problema? Il problema è che molto spesso, e bisogna fare attenzione, tra le cave dismesse e le cave cessate, cioè le cave inattive e le cave cessate. La cava cessata vuol dire che ha raggiunto la sua massima coltivazione, quindi è stata esaurita nella sua estrazione, e quindi teoricamente dovrebbe avere, perché nelle concessioni è scritto così, l'obbligo di una bonifica ambientale. Quindi vuol dire che dovrebbe essere ripristinata una condizione e ritornata al territorio in una forma ambientalmente sostenibile. L'ho detta così per far capire che la cava andrebbe riportata a uno stato, cioè non andrebbe riempita di rifiuti, andrebbe riportata ad uno stato ambientale. È logico che questo diventa un costo non indifferente per il proprietario della cava, perché ricordiamo che sono private le cave. Però c'è un obbligo di legge. C'è un obbligo di legge, però se io la cava la lascio là e non è esaurita, e quindi magari devo ancora scavare qualche metro e me la dimentico lì, rimane lì qualche attrezzo arrugginito, la cava non è cessata, è inattiva e rimane lì, punto. Ed è una delle tante situazioni che abbiamo sul nostro territorio. Quelle cave lì andrebbero prese e la Regione dovrebbe trovare delle formule per assieme accompagnare i cavatori proprietari e chi dovrebbe essere l'utilizzatore, consorzio di bonifica in primis, però per una finalità pubblica come questa, importante per l'economia, e trovare una condizione, una situazione di accordo. Quindi delle cessioni, della possibilità per esempio che la bonifica ambientale, abbiamo fatto delle proposte, la bonifica ambientale se la collerà il nuovo soggetto e quindi la mettiamo a carico dei finanziamenti pubblici quando arriveranno. Ecco, ma ne avete parlato con la Regione di questo? Stiamo aprendo un tavolo con la Regione perché abbiamo presentato questo piano come individuazione dei siti per noi strategici e su questo so che gli uffici della difesa del suolo stanno lavorando per analizzare tutta la documentazione e ritengo di essere non dico soddisfatto, però ci sono delle sensazioni molto interessanti questa volta, diversamente dalle altre volte, perché probabilmente la crisi che si sta evidenziando è talmente evidente e poi si sta lanciando a livello, perché il piano che abbiamo lanciato a livello regionale fa parte di un grande piano a livello nazionale che stiamo presentando ai ministeri, perché o per la ricerca di finanziamenti, perché o attraverso linee aggiuntive ancora del PNRR, che però non possiamo farlo diventare il punto di riferimento di tutto il mondo, ma anche di ulteriori risorse finanziarie che provengono dal Ministero delle Infrastrutture, dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Agricoltura, per finanziare un piano invasi ulteriore, un piano laghetti, chiamiamolo come si vuole, però ecco che trovi le risorse necessarie per cominciare poi attraverso le regioni, che diventeranno soggetti attuatori, in questo caso, trovare il punto di caduta sul territorio. Ecco, questo e la criticità della cava è proprio questo. E la cava diventa strategica proprio per i volumi che ha e soprattutto per la altitudine dove si trova. Ecco, ma queste cave andrebbero impermeabilizzate, andrebbero comunque trattate in qualche modo? Certo. Le cave vanno trattate, vanno messe in una situazione
che possono contenere l'acqua. Chiaro, quindi non è che sono pronte là, utilizziamole via, c'è un lavoro comunque. Abbiamo già delle esperienze già fatte, abbiamo già preso in carico delle cave, soprattutto nell'Alto Trevigiano, Riese Pio X, per esempio, è l'ultima che è stata inaugurata dal Consorzio Piave, una cassa, l'ex cava Bergamin, insomma una cava da 500.000 metri quadrati, mezzo milione di metri cubi. Oggi, quando è nella condizione normale che non è piena, è rinverdita e piantumata e quindi diventa anche un'area ecologica e poi contiene l'acqua, riesce a laminare le piene del Muson, dell'Asno di Castelfranco quando abbiamo acqua in eccesso. L'acqua viene trattenuta e utilizzata con delle pompe galleggianti per servire un impianto di irrigazione collegato. E nella strategia futura questi specchi di acqua potrebbero diventare delle bellissime aree per mettere dei pannelli galleggianti e produrre energia elettrica. La proposta che stiamo facendo è triplice. Anziché consumare terreno agricolo, consumiamo gli specchi d'acqua che ci sono già. Voi agricoltori, CIA, come la vedete questa situazione? Come è già stata descritta, nel senso che noi siamo sicuramente per il riutilizzo di queste cave dismesse, in quanto oggi sono elementi di proprio del territorio, del paesaggio, e quindi dare oggi una funzione di questo tipo penso che sia una funzione importante, tra l'altro anche con i pannelli fotovoltaici, quindi non depauperare, non levare terreno agricolo per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, quindi assolutamente d'accordo. Quindi sulle cave si dovrebbe fare proprio una trasmissione ad hoc per la valutazione di cosa ha impattato le cave nel Veneto, nel nostro territorio. E se ne aperte tante perché? Così in modo... sono aperte tante perché probabilmente ci sono stati interessi importanti. Voglio solo ricordare, qui siamo a Padova, il Parco dei Colli Ugani che è nato con l'intuizione del fermare tutta la parte delle cave dei Colli Ugani in maniera tale da mantenere quel territorio con la biodiversità e con l'ambiente e l'agricoltura in genere. Oggi dobbiamo parlare di tutto il sistema veneto che vada in questa direzione, quindi oggi parlare di cave è un problema molto sentito, abbiamo fatto tantissime battaglie con i consorzi di bonifica anni addietro per la chiusura, quantomeno la regolarizzazione dell'utilizzo delle cave. Oggi dobbiamo cercare di valorizzare quello che abbiamo per superare a una grossa difficoltà che è quella dell'acqua e che è quello il problema della siccità. E quindi questo potrebbe essere risolutivo. Mutuando un po' tante mail che riceviamo, dicono ma l'agricoltura ne approfitta perché se piove piove troppo, stato di calamità, se non piove non piove, e quindi tanti dicono è molto... Guardi, quello che dicono è la sensazione che è anche corretta, però bisogna anche spiegare il fatto che l'agricoltura è l'unico settore, si chiama primario, che non vive all'interno di 4 mura e di un tetto, vive all'esterno, e quindi i problemi climatici non è solo un problema dell'agricoltura, il problema climatici è un problema che agli agricoltori subiscono, perché oggi i problemi di tutti gli effetti climatici, dalla tanta acqua alla poca acqua, dalla tempesta e dalla grandine, non è un problema che si rifà agli agricoltori, è un problema generale, l'utilizzo e l'aumento della CO2 e quant'altro. Quindi voglio dire, l'agricoltura è il settore che sta subendo. Penso che non sia un problema solo degli agricoltori, sia un problema della collettività. Per questo motivo si deve intervenire a livello ministeriale nel momento in cui ci sono crisi di questo tipo. In che maniera? Assicurandosi, perché questo è l'unico modo. Ma ci sono assicurazioni? Ci sono assicurazioni, chiaramente le assicurazioni sono molto elevate e quindi per questo motivo a livello ministeriale, all'interno del piano di sviluppo rurale, si deve intervenire per dare la possibilità agli agricoltori di avere un'assicurazione più consona per quanto riguarda la redditività, perché se poi io mi devo assicurare e il costo dell'assicurazione è più alto rispetto alla redditività che io percepisco, a questo punto chi me lo fa fare? Fa gli agricoltori, perché poi l'agricoltore, ricordiamo sempre, sì, è quello che produce, ma è quello che anche tutela l'ambiente, è quello che tutela il paesaggio e quindi anche il turismo. E quindi l'agricoltura è un elemento determinante, il settore primario è un elemento importantissimo nella Regione Veneto, ma per i motivi che ho detto, quindi
Quindi per questo motivo deve essere valorizzato e anche tutelato i nostri agricoltori. Che cosa si salva nonostante tutto in questo periodo? Quindi siccome abbiamo adesso il momento degli sfalci che vengono fatti, quindi la raccolta del grano, del frumento, cosa c'è adesso che riesce a salvarsi e magari ad avere una buona qualità, che cosa invece potrebbe essere ancora più compromesso? Ma guardi, se la situazione di siccità perdura per altri 10 giorni non si salva praticamente nulla se non il vitivinicolo. Il vitivinicolo che già oggi avrà una perdita che si aggira intorno ai 10-15%, perché anche oggi i grani, i chicchi dei grappoli d'uva stanno maturando e quindi hanno necessità di avere acqua. C'è una riduzione di questo e quindi vi è una riduzione anche della produzione vitivinicola, è l'unico settore che può limitare i danni, però tutto il settore dell'agricoltura, se per altri 10 giorni una situazione va in questo tipo, penso che sia una situazione di una grande gravità assoluta. Sia frutta, quindi che ortaggi, mais, frumento? Assolutamente sì, tutti i settori, poi chiaramente questo provocherà del maggior costo di produzione per quanto riguarda le aziende zootecniche e un maggior costo da parte dei consumatori nel momento in cui si andranno a comprare la frutta e verdura nei mercati, perché poi se questa manca chiaramente andremo a necessità di fare tanta importazione da altri paesi e quindi con un importo maggiore, con una valorizzazione in più rispetto al valore del prodotto. Però c'è già segnalati cali drastici nei consumi di frutta e verdura. Sì, ma drastici perché c'è un costo maggiore oggi, ma il costo maggiore è dettato sì anche dalla siccità e quindi dalla poca produzione che oggi noi stiamo subendo, ma soprattutto dai grossi costi che le aziende agricole stanno subendo per quanto riguarda la produzione dell'ortofrutta. 120-130% in più sono aumentati i costi di produzione, quindi un valore molto alto e quindi gli agricoltori hanno necessità quantomeno di superare ai costi che hanno durante questa fase. Assolutamente. Ipotesi, a un certo punto inizia a tornare a piovere, però in maniera prevedibilmente copiosa. I consorzi cosa prevedono? Hanno previsto questo? Cioè, cosa prevedono? Nel senso che hanno previsto la possibilità di intervenire in qualche modo senza che ci troviamo a parlare tra un tot di tempo di disastro, alluvioni, allagamenti, perché poi tanto si sa già cosa potrebbe succedere, no? Grandine, questo. Da un punto di vista della difesa idraulica, quindi parliamo quando l'acqua non è più una risorsa, ma diventa, fra virgolette, una minaccia e quindi abbiamo bisogno di allontanarla dai territori, possiamo dire che la nostra regione è tra le regioni più sicure, ma non solo d'Italia, del nostro paese, ma è una regione che ha investito tantissimo, ma probabilmente ha una storia, una cultura che deriva da centinaia di anni. Abbiamo delle infrastrutture super efficienti, 400 impianti idrovori che sollevano l'acqua, che la portano a mare. Molti messi a nuovo poi tra l'altro. Sì, infrastrutture importanti che mettono al sicuro la nostra regione. Però è una regione che è cambiata negli ultimi 30-40 anni, una regione che ha utilizzato il suolo, e quindi entriamo nella materia del consumo del suolo e dell'urbanizzazione, senza tener conto che un terzo della regione è sotto il livello del mare e circa 500.000 ettari della nostra superficie è soggetta a idrovora, quindi noi dobbiamo sollevare meccanicamente l'acqua perché da sola non defluisce a mare. Quindi il problema grande dell'urbanizzazione è che in quei territori che sono ad alto rischio idrogeologico abbiamo costruito, io vi do dei dati, 70.000 ettari di cemento in un'area dove teoricamente non avremmo dovuto costruire perché l'abbiamo strappata al mare 200-300 anni fa. Vabbè, sì. E questo però è un problema che è nato con lo sviluppo economico anche della nostra regione. Ecco. Ma si continua a costruire peraltro? Non c'era... Si continua a costruire però ecco, sempre meno e rispettando a volte anche la compatibilità idraulica. Costruisco se mi difendo. Ecco, questo è un problema che ci vede molto più pronti da questo punto di vista e meno pronti invece a una risposta a un cambiamento climatico del genere invece della siccità. Pronti cosa vuol dire? Pronti perché le cose che stanno succedendo e che a voi poi diventano motivi anche di segnalazioni, motivo di segnalazione da parte dei cittadini, molto spesso non sono le alluvioni o le piogge intense che creano danni di questo genere, ma sono gli allagamenti
nelle aree urbane, ma sono dovute al problema delle fognature, ai problemi che mancano, che tutti quegli scoli che erano in mezzi campi una volta sono diventate tombini perché ci abbiamo costruito le case sopra, tombini che nessuno mette a posto, nessuno fa la manutenzione, quindi ci sono delle situazioni che purtroppo insieme con i comuni stiamo ragionando attraverso uno strumento che si chiama i piani delle acque, di cui molti comuni si stanno dotando e che sicuramente produrrà degli effetti positivi. Stiamo lavorando con l'ANCI per questo motivo, quindi una presa di coscienza delle amministrazioni comunali che l'acqua che piove nei centri urbani va governata come quella che piove nei campi. E se non viene governata con infrastrutture efficienti, il rischio è che fa allagare il centro urbano. Il centro urbano che poi ha costruito nel tempo le casse di espansione, nei garaggi, nelle taverne e nei piani sottoterra delle nostre case. Abbiamo costruito questo in aree già a rischio idraulico, sì, quindi questo è un problema purtroppo di pianificazione. Non possiamo puntare il dito contro nessuno, è una pianificazione che non è stata governata bene in un momento in cui c'è stata una crescita troppo repentina della nostra regione e questo è uno dei grandi problemi. È una leggerezza però che era intuibile, dai, al di là di Se mi tutto. permette, volevo tornare a un discorso prima di collegamento con il dottor Sì. Antonini, rispetto al fatto se la siccità è collegata esclusivamente al sistema agricolo. Noi dobbiamo pensare che, dico solo un dato, cioè l'acqua che noi preleviamo ad uso irriguo dai fiumi, che Sì. in questo momento è scarsa, solo il 30% va a soddisfare il fabbisogno idrico delle culture. Il 70% della risorsa che viene prelevata, di cui noi continuiamo, adesso lamentiamo che non ce n'è, Sì. è quella che viene distribuita su un territorio, che serve a mantenere le rogge e quindi anche la possibilità di avere un po' d'acqua lungo quei bei filari che vediamo dove la gente gli piace andare a passeggiare o andare in bicicletta. Abbiamo un problema di gestione oggi, in questo momento, di tutte le ville e i parchi che utilizzano l'acqua irrigua, le ville venete. Abbiamo un problema, per esempio, una città come Treviso ha un problema di alimentazione di tutto il circuito di acqua che gira all'interno della città. Le fosse del castello di Castelfranco, per esempio, che sono asciutte in questi giorni. Ma perché? Perché è tutta acqua irrigua. Sono servizi ecosistemici, benefici ambientali che genera indirettamente l'agricoltura. Certo. Utilizzando l'acqua irrigua noi produciamo di benefici alla cittadinanza che oggi se ne sta accorgendo. Se ne accorge l'agricoltore perché non produce, ma adesso c'è un grido di allarme di tutte le comunità, manca l'acqua sì, è tutta acqua irrigua, però ci si lamenta perché la portiamo via da un fiume. Dobbiamo fare attenzione perché l'uso dell'acqua irrigua è per il 70% a beneficio del territorio, non dell'agricoltura. Ecco, adesso stato di necessità, stato di emergenza e escono delle ordinanze dei singoli, dei sindaci di alcuni comuni che limitano l'acqua all'utilizzo umano, quindi igienico, potabile, eccetera. E per l'agricoltura? Per l'agricoltura, allora, c'è un ente... Solo di notte? Come funziona? No, l'agricoltura oggi non ha ordinanze di divieto, se non l'unica ordinanza che è stata emessa in Regione Veneto, è emessa ormai a maggio, ai primi di maggio, è un'ordinanza che invita all'uso parsimonioso della risorsa. I consorzi di bonifica hanno tutta una serie di piani per la distribuzione Sì. e in questo momento hanno piani per razionare l'acqua. Quindi abbiamo aumentato i turni per quanto riguarda la distribuzione, quindi anziché di turni da 7 giorni sono diventati di 15, intervalliamo aree con altre aree, quindi cerchiamo di distribuirla con un uso consapevole, quindi i consorzi sono già strutturati per questo, non hanno bisogno di ordinanze. Le ordinanze molto spesso arrivano a seguito delle segnalazioni dell'autorità di bacino attraverso il proprio osservatorio per le crisi idriche. E l'ultima indicazione dell'ultimo osservatorio è quella di mantenere la disponibilità per l'uso irriguo del 70% delle derivazioni, questo è un consiglio, Sì. Va bene, e poi invita le regioni a provvedere con tramite ordinanze a prelevare meno acqua per altri usi dal sottosuolo in modo particolare, quindi i classici lavaggi delle macchine, Giardini, l'utilizzo dell'igiene certo. personale, le fontane a perdere, tantissimi altri usi che vengono fatti, però sai, girando per i territori vediamo di tutto. Assolutamente. Quindi, in chiusura, direttore, cosa possiamo dire?
A livello governativo c'è qualcosa che deve essere fatto, qualche istanza che voi chiedete alla politica, qualcosa, oppure l'unica è per fare le danze della pioggia? O Sì, le no, preghiere e le messe dedicate? Sicuramente le messe e le danze servono sempre, anche perché è importante in questo periodo. No, è una situazione di difficoltà. È importante far capire però che le strutture come l'ANBI, come i consorzi di bonifica, sono nel pezzo, come si dice in questo termine, in questo periodo. Sanno perfettamente cosa devono fare. Noi abbiamo chiesto lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza è stato chiesto per avere la possibilità di avere un commissario unico che può gestire l'utilizzo dell'acqua anche del Trentino, anche delle altre regioni. Quindi una collaborazione. Lo stato anche se oggi il Trentino in qualche maniera ha dato la propria disponibilità e quant'altro, lo stato di emergenza serve a questo. E quindi noi oggi siamo nel pezzo, gli agricoltori capiscono la difficoltà oggi che stanno vivendo e stanno utilizzando al massimo gli investimenti per ridurre l'utilizzo dell'acqua. Chiaramente oggi viene necessario di fare grossi investimenti, 260 milioni di euro di investimenti per fare le casse di espansione, piccoli invasi, per dare la possibilità di superare questo grosso problema e quindi immagazzinare l'acqua quando ce n'è tanta e darla quando serve. Assolutamente. Lago di Garda aiuta? No, il Lago di Garda non aiuta, hanno rifiutato gli apporti richiesti, questo a valere sul Po. Il Lago di Garda non viene usufruito dal Veneto in termini di derivazioni. Il problema è enorme sui laghi, perché anche lì svasare i laghi vuol dire toccare il turismo, ma vale per i nostri laghi artificiali che abbiamo in Veneto. Fra 10 giorni, dicevamo prima, rischiamo di avere dei laghi semivuoti per l'utilizzo e i campeggi che si trovano con l'acqua a 10 metri di profondità, perché poi questo succederà fra poco, perché i laghi sono laghi artificiali ad uso agricolo in modo particolare. Quindi la possibilità di attingere acqua ai grandi laghi ad oggi è un ulteriore problema che abbiamo in questi giorni. Ecco, quindi è inevitabile che lo stato di calamità, oltre a trovare le risorse necessarie, perché in questo momento ci sono settori come l'agricoltura che stanno perdendo e perderanno sicuramente, lo stato di calamità è fondamentale per poter avere un ristoro di questi danni. Assolutamente. Allora, niente, non ci resta che incrociare le dita a questo punto. Io vi ringrazio Andrea Cristiani, direttore dell'ANBI del Veneto, ringrazio Maurizio Antonini, direttore della CIA del Veneto, di essere stati qui con noi, di averci illustrato e anche spiegato le varie dinamiche che riguardano, che non sono così semplici come può apparire, ma c'è comunque tutto un lavoro dentro, insomma, siete sul pezzo, state cercando di sollecitare chi di competenza per cercare una soluzione, oltre alla pioggia, che in qualche modo artificialmente bisognerebbe farla, no? Che le famose le sperimentazioni di cui si parlava un tempo. Grazie ai telespettatori che ci seguito, io vi lascio la pubblicità e naturalmente seguiteci.